Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. A te la linea, Antonino. Grazie cara Sveva, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 970 di oggi, mercoledì 2 di aprile dell'anno del Signore 2025, San Francesco di Paola, patrono di tutta la gente di mare, di noi calabresi e di chi porta questo nome lo festeggia il 2 aprile anziché il 4 ottobre, che è invece il Santo d'Assisi, patrono d'Italia. Permettete, il disco con cui abbiamo cominciato, essendo appunto la puntata 970, arriva dal disco per l'estate 1970, Piero Focaccia, Permette signora. Vorrei dire una cosa prima di cominciare. Una cosa, Sveva, qui Parlamento è spostato alle 19.05, quindi possiamo procedere tranquilli in questi 10 minuti. Vorrei dire una cosa. Piero Focaccia canta questa canzone con nonchalance, con allegria, anche con una certa goliardia. C'è l'essenza di un'Italia che non c'è più, c'è l'essenza di un'Italia che era diversa, c'è l'essenza di un'Italia che certamente qualcuno oggi direbbe patriarcale e così via, ma è anche un modo, diciamo così, ironico di corteggiare una donna. Dice: gentile signora, mi faccia felice e fuggisca con me, E viene da rimpiangere una certa ironia, una certa allegria di un tempo passato, quando apprendiamo le notizie di femminicidio che ascoltiamo oggi, di questa ragazza ritrovata in una valigia a Roma fatta a pezzi. Ieri, anzi avantieri, a Messina, un'altra ragazza accoltellata per un semplice no.
credo che sia tempo di recuperare l'umanità e credo che soprattutto noi si debba dire chiaramente che non vogliamo una società di uomini che odiano le donne, perché una società di uomini che odiano le donne non è destinata ad andare da nessuna parte. Ecco, mi sentivo in dovere di dirvi queste cose, perché se no che senso avrebbe raccontare ogni sera qualcosa, muoverci appunto in mezzo ai fatti, se poi non siamo nemmeno in grado di tenere presente qualcosa che alle volte potrebbe essere più vicino di quanto noi possiamo pensare. Magari c'è una ragazza, la figlia della vicina di casa, la ragazza della porta accanto, e magari c'è qualcuno che la tormenta, la chiama più volte, la aspetta sotto casa, eccetera, eccetera. Noi non vogliamo uomini che odiano le donne, molto, molto semplicemente. Non si può morire per un no, molto semplicemente. Tutto qui, è una questione di civiltà. Lasciamo stare il patriarcato, lasciamo stare, non ci andiamo a buttare dentro certi discorsi. Diciamolo chiaro, un no è un no, basta, te ne fai una ragione, volti pagina e vai avanti. Ma non è un buon motivo per ammazzare qualcuno, non lo è mai. Bene, cominciamo la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane. Chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, la rassegna stampa di Semivarin, le videopillole e molto, molto altro ancora. Le nostre coordinate a cui incrociamo 340-670-9659 oppure il telefono che in questo momento è aperto 0292947222 se volete dire la vostra. Allora, se siamo pronti, però arriva lui, implacabile come sempre, Pierluigi Magnaschi, il direttore di Italia Oggi, con che cosa? Ça va sans dire, con diritto e rovescio, che cosa potevate immaginarvi di più? E andiamo, vai Sveva. Bill Clinton sapeva esattamente fin dal 2011 che Putin avrebbe dichiarato guerra all'Occidente e pubblicò questo suo convincimento. Tale testo è stato adesso riscoperto dal Financial Times e Italia Oggi è l'unico giornale italiano che lo ha pubblicato per esteso. A quei tempi, affascinato dal disgelo promosso da Gorbaciov che aveva portato al crollo del muro di Berlino, Clinton arrivò a proporre a Putin, che era succeduto alla guida del Cremlino dopo l'alcolica parentesi di Eltsin, propose di aderire alla NATO, ma il premier russo gli rispose già allora che non era interessato ad aderire alla NATO perché lui non era un democratico né credeva nella democrazia. Putin quindi non ha poi messo le mani sulla Crimea né ha invaso l'Ucraina per paura della NATO, come dice la propaganda moscovita, ma solo perché è interessato a ricostruire la vecchia grande Russia zarista. Della NATO quindi non sa di che farsene. La odia e la combatte solo perché le ha impedito sinora di realizzare il suo sogno. Come sempre implacabile per Luigi Magnaschi, lo ringrazio per il suo diritto al rovescio che generosamente regala a questa trasmissione a quest'ora della sera. Diamo un'occhiata alle agenzie, vediamo che cosa sta succedendo nel mondo. L'ANSA, le rivelazioni di Politico, Trump ai suoi, Musk lascerà presto il ruolo nel governo. Tesla avanza Wall Street con le indiscrezioni, più 4,50%. Ma scusate, ma chi poteva credere all'idea che i due galli nel pollaio potessero andare avanti sereni e tranquilli? Ancora, attesa per i dazi USA, Trump, oggi è il giorno della liberazione in America, che riecheggia un po' lo slogan della pubblicità della pubblicità di Ronald Reagan nel 1984, It's Morning in America Again, è di nuovo mattino in America adesso. Diciamo così, andiamo avanti come al solito. Ecco qua la studentessa scomparsa a Roma, il corpo di Ilaria Sula
trovato in una valigia, l'ex ha confessato la rabbia del fratello. Perché? Lo vorremmo sapere tutti perché. E ha anche confessato il killer di Sara Campanella, non ha spiegato perché ha ucciso la ragazza. Sanità in Italia 500.000 under 20 con disturbi dello spettro autistico, il 2 aprile la giornata mondiale, ancora tanto da fare sul fronte dei diritti e poi calo di alunni e smart working, meno pasti serviti nelle mense. Lo studio Nomisma per Oricon nel 2023 sono stati 782 milioni e 7. Diamo un'occhiatina anche alla BBC a quest'ora della sera, alle 18:27 minuti e 17 secondi, le 17, 27 minuti e 21 secondi in Inghilterra. E allora da Londra abbiamo l'apertura che è dedicata alla questione dei dazi. In diretta i leader europei avvisano, mettono in guardia contro una possibile guerra commerciale, e questo lo fanno nel momento in cui Trump si prepara ad annunciare l'entrata in vigore dei dazi. Riassunto appunto della BBC: i paesi europei, incluse Italia e Germania, stanno mettendo in guardia contro una guerra commerciale che potrebbe naturalmente scatenarsi nel momento in cui Trump annuncerà i dazi. Abbiamo una telefonata, pronto, chi è là? Antonino, buona serata. Ciao, e buon lavoro come a te, stai? caro. Sono Mimmo e ti voglio semplicemente dire che la settimana scorsa ho avuto il piacere, però non sono potuto andare, è venuto il segretario qui a Napoli, Sì. e in una conversazione fatta con la gente per le elezioni, per la regionale, eccetera, lui ha detto che sarebbe pure ora, ed è ora, di fare l'aeroporto intercontinentale al sud, in questo caso Grazzanise, Sì. roba che aspettiamo dal 1972, perché abbiamo 12 milioni e mezzo di passeggeri con un aeroporto che atterra sui supermercati, non esiste al mondo, noi in Italia. E quindi Capodichino ormai è saturo da 50 anni e questo produrrà un indotto non meno di 200.000 posti di lavoro, perché avere un aeroporto intercontinentale ti dà tutto, in qualunque termine, turismo e agricoltura e tutto ciò che si desidera, direttamente con le capitali mondiali e non certamente con un aeroporto di provincia che deve passare o per Milano o per Roma. Quindi l'occasione, e lui l'ha detto, io mi auguro che non sia solo una promessa, perché viene molto, ma molto prima e darà molto di più con il ponte sullo stretto. E mi auguro che questa telefonata magari qualcuno le ricorderà che questo impegno, praticamente la Lega con questo tipo magari facesse questa operazione, veramente diventerebbe il primo partito qui in Campania, assicuro al 100%. Ti ringrazio dell'ospitalità e ti auguro una bella serata. Grazie a te. Mimmo, mi dici una cosa invece, con le scosse com'è andata? Perché so che avevi parlato con Sveva, avevate avuto un po' di paura. Niente, se n'è andato, Sì, vabbè. Ah, ci sei? No, guarda, mo sono 15 giorni che diciamo si è calmato tutto. Sì, ma siamo sempre nell'ordine 2 volte 4 e 2, 4 e 3, brevissime, nel giro di 6-7 mesi, ma quelle lì, diciamo, sismiche da 3 o 2 e mezzo ci stanno quasi tutti i giorni, quindi da questo punto di vista, e non andrà, almeno dagli esperti che ci informano continuamente, non andrà molto lontano da queste cose. Noi ce lo auguriamo, però non è che tu, diciamo, c'è un po' di ritardo, mettiamola su questo piano, sul fatto di avere già una zona e più zone, perché poi il discorso che, bellissima domanda mi hai fatto, sarebbe opportuno non che se dovesse, mi auguro di no, ma laddove dovesse succedere qualcosa, io non trasferisco le persone in Emilia, in Lombardia. Noi abbiamo mezza Campania vuota, paesi che sono desertificati
al massimo, quindi è diventato paesini proprio con magari possono ospitare 5.000 persone e in quel paesino per lavoro, per altro, ce ne sono rimasti se no 100-150. Andiamo a riempire tutti quei paesini rimanendo sul territorio. Quindi è quello l'obiettivo, non può essere certamente sradicare famiglie intere verso altre regioni. Sarebbe questo opportuno, quindi prepararsi laddove ci sono certe condizioni e avere una programmazione precisa. Senti Antonino, se mi rimandi qualche altra cosa sto sempre a tua disposizione. No, grazie a te come sempre, un abbraccio a tutti gli amici di Napoli, grazie ancora. Allora, adesso ciao, buon lavoro. Ciao Mimmo, ciao. Adesso pausa e Roberto Vecchioni, Samarcanda del 1977, perché? E poi ve lo spiega Paola D'Amico, tra poco. A te la linea, Antonino. Grazie cara Sveva, e noi abbiamo la nostra amica degli animali già al telefono, signore e signori, alle 18:35 minuti e 52 secondi, preceduta da un sontuoso Roberto Vecchioni nel 1977 con Samarcanda, perché cavallo, signore e signori, sua soavità Paola D'Amico. Buonasera. Buonasera Antonino, io è la mai canzone più azzeccata, io sono qua stasera solo per introdurvi. E l'ho fatta apposta, scusa. È perfetto, per introdurvi una vera esperta, diciamo, di equidi di cavalli, che è Francesca Manca. Penso che l'abbiate già contattata, forse è già in collegamento con noi.
La stiamo contattando perché al momento non risponde su Skype, ma tra un po' dovremmo averla su Skype o al telefono, vedremo un po' come fare. Però Antonino, scusate se vi interrompo. Sì. La signora Manca è al telefono. Ah, benissimo, È benissimo. arrivata Francesca, ben trovata Francesca. E allora proseguono la presentazione. Francesca Prego. è un'amica, ma è un'esperta, diciamo, nel mondo dei cavalli. Io l'ho conosciuta, faccio questa premessa perché è importante, nel carcere di Bollate, dove anni fa diciamo, lei aveva, attraverso un'associazione di volontariato, conduceva un esperimento all'interno del carcere di Bollate. c'era un enorme spazio e ha costruito diciamo, le casette per i cavalli, per proteggerli, gli Sì. spazi fuori, il grande maneggio, e i detenuti facevano i corsi mascalcia per imparare a trattare, a curare questi cavalli e prendersene cura. Cavalli che sono animali sensibilissimi. E Francesca, sempre dentro a questo grande laboratorio a cielo aperto, i detenuti passavano lì molte ore ed erano felici di partecipare a questa attività, e che li impegnava, e ne aveva sicuramente anche dei ritorni sulla loro personalità, perché ricorderò sempre un detenuto che disse: dobbiamo imparare molto da loro. C'era una cavallo incinta che dice: guarda come loro si rispettano, il rispetto che hanno l'uno per l'altra. E Francesca però mano a mano è molto cresciuta nelle sue conoscenze, diciamo, di questi animali, che trasmetteva anche agli altri, ed è arrivata a fare riflessologia su questi animali. Ha poi anche scritto un manuale, un libro, ha presentato la sua attività e fa dei corsi di formazione, perché è bello conoscere qualcosa quando si può anche trasmetterlo e comunicarlo e insegnarlo agli altri. Ecco perché appunto le ho chiesto se stasera poteva essere con noi, perché penso che sia veramente un'attività meravigliosa, un accrescimento per tutti, insomma, per questi animali, perché attraverso il tocco riesce a fare. Noi siamo stati, no, a fare riflessologia plantare, l'abbiamo conosciuta in modo magari indiretto, perché c'è stato qualche amico, e sappiamo quali sono i benefici che può portare. E questo, pensare che tutto questo può anche si può fare anche per il benessere degli animali, io credo che sia una cosa molto importante, tra l'altro in un momento in cui appunto non sempre si vedono notizie positive, no? Sui cavalli. Per esempio c'è il tema dei cavalli a fine, diciamo, carriera, no? Che ne è dei cavalli a fine carriera? A Bollate venivano ospitati cavalli che, per varie ragioni, ricorderò sempre Nina, che era una giovane trottatrice, 5 anni, non vedente, cieca, che ovviamente non poteva più correre le corse, le gare, e che farne? Per fortuna il suo proprietario diciamo, aveva deciso di portarla dentro al carcere, perché altrimenti il destino di questi animali è un destino terribile. Però penso anche ci sono ancora le consuetudini, c'è ancora chi ama quindi mangiare, diciamo, il cavallo, cosa che per me è assolutamente non accettabile, però c'è questa consuetudine, questa abitudine, quindi noi ci dimentichiamo che questi cavalli sono esseri senzienti veramente straordinari. Francesca, darei a lei la parola, che ci racconta qualcosa di più, entra un po' sul tema. Allora, intanto buonasera Francesca. Mi incuriosisce molto questo concetto della riflessologia, perché se parliamo di riflessologia plantare sugli esseri umani basta levarsi le scarpe, ma con i cavalli questo è davvero curioso, ecco. Intanto benvenuta. Grazie dell'invito. Prego. Allora, sui cavalli la riflessologia si fa su quello che viene chiamata mano o piede nel senso anatomico. Infatti tanti mi chiedono se la pratico sotto lo zoccolo, ma in realtà il piede e la mano del cavallo sono quella parte di zampa che va diciamo dal falso ginocchio, che è l'articolazione del polso, per l'arto anteriore fino alla corona, e per il posteriore parte di zampa che va dal garretto alla corona, quindi è uno spazio abbastanza ampio dove è rappresentato, come per noi,
tutto il corpo dell'animale. E quindi applicando una leggera pressione, perché non deve... Prego? Lo zoccolo è l'unghia, quella che noi... No, sì, lo zoccolo che noi vediamo sono le unghie. È l'unghia. Tanto. Sì. Invece lo spazio è ampio e quando si applica una leggera pressione in zone specifiche, io è come se accedessi all'organo corrispondente effettivo. Quindi come ci sono le mappe per la riflessologia umana, diciamo che io ho tirato giù le mappe per i riflessi dei cavalli, perché non c'era niente, quindi mi sono messa per tentativi ed errori, vista l'analogia anche che c'è anatomica, perché comunque siamo mammiferi, quindi da un certo punto di vista per alcune cose, soprattutto per gli aspetti appunto fisiologici ed emozionali, funzioniamo un po' nello stesso modo. Quello che ci differenzia dai cavalli e dagli altri animali, dagli altri mammiferi, parlo per i mammiferi, è in fondo la corteccia prefrontale, ma per il resto, diciamo, come reazioni emotive e come reazioni fisiologiche funzioniamo nello stesso modo. Basandomi un po' su questo fatto e anche sulla mia formazione professionale, io sono una biologa, quindi questo mi ha facilitato molto nel compito della comprensione. Sono riuscita a fare le mappe dei riflessi dei cavalli e ad applicarla veramente con dei risultati che ancora oggi, dopo tanti anni, mi sorprendono. Però, e quali sono stati i risultati? Sì, Paola, qualche prego. esempio. Allora, io quello che ho notato appunto soprattutto in carcere, perché erano tutti cavalli che arrivavano da situazioni, diciamo, traumatiche, comunque spesso di maltrattamento, di abuso, di abbandono anche, no? Sono arrivati anche cavalli che erano stati abbandonati o comunque destinati al macello, per la loro sensibilità, proprio per il fatto che il cavallo è comunque una preda, quindi ha questa sensibilità estrema, attento a tutto quello che succede, è molto recettivo ai cambiamenti ambientali, a quello che gli succede intorno. Quindi tante volte un disagio che si manifestava a livello fisico in realtà aveva un'origine di tipo emotivo. E io devo dire che anche con i cavalli del carcere ho potuto fare tanta pratica con tante personalità diverse, perché ogni cavallo è un individuo a sé, e quello che ho capito nel tempo, negli anni di pratica, è che questa pratica, la riflessologia, aiuta soprattutto ad affrontare, spesso a risolvere dei problemi di tipo emotivo. Se poi questi portano ad un disagio fisico, a un dolore fisico, proprio a problematiche più fisiche, si ha un beneficio anche lì. Ma la cosa più evidente è che cambiavano proprio il comportamento, l'atteggiamento, la predisposizione d'animo verso l'umano. E questo mi ha fatto riflettere, perché proprio all'interno del carcere c'era l'incontro tra persone che comunque vivevano disagi di tipo diverso. E allora ho pensato di mettere insieme le cose, insegnando la riflessologia ai detenuti. E sono successe delle cose molto interessanti, perché anche da parte dei detenuti, per esempio, di alcuni di loro ci sono stati dei cambiamenti di attitudine nei confronti dei cavalli, ma anche alla fine anche tra di loro. E quindi è come uno strumento di mediazione. La riflessologia si può utilizzare in tanti modi, o proprio come pratica di cura per l'animale, e quindi praticandola direttamente su un cavallo che ha disagio, oppure come strumento di mediazione nella relazione tra l'umano e il cavallo. Perché anche fuori dal carcere mi è successo di riuscire a risolvere delle problematiche di relazione tra l'umano di riferimento e il suo cavallo, proprio lavorando sulla riflessologia e facendo notare al proprietario
cambiamenti, piccoli cambiamenti dell'animale, facendogli capire quali erano le risposte dell'animale, del cavallo a questa pratica, e a volte sono talmente evidenti che quasi quasi diventa un linguaggio che il cavallo mette in atto. Ecco, io negli anni di pratica sono riuscita un po' anche a capire e a tradurre il linguaggio che il cavallo mette a nostra disposizione quando io lavoro sui riflessi. E quindi quando lavoro con i proprietari, o anche quando mi capitava di lavorare con i detenuti, mettendo in evidenza certe risposte, anche piccole, anche solo uno sguardo, un abbassamento della testa, il cavallo che si gira verso di te quando tu tocchi una certa cosa, mette in risalto questa forma di linguaggio che loro hanno sempre, ma noi non siamo attenti. Ecco, la riflessologia mi permette di riuscire a tradurre e a mettere in evidenza quello che il cavallo sta cercando di dire, lavorando anche con l'umano di riferimento. E quindi qui si crea qualcosa di sottile, ma alla fine poi di molto forte, che arriva da un'altra parte. Ecco, non arriva a livello razionale, arriva a livello emotivo, molto profondamente, e succedono dei cambiamenti. E che cambiamenti succedono soprattutto? Perché... Allora, di ascolto, soprattutto di ascolto dell'umano verso il cavallo, e quindi in automatico, insomma, diciamo, si prende questa direzione di una disponibilità da parte dell'umano nei confronti del cavallo, di maggiore comprensione delle sue esigenze, e questo porta il cavallo a comportarsi in maniera diversa. E quindi è un po' come l'innesco di un circolo virtuoso, perché c'è l'ascolto. Francesca, a questo proposito volevo raccontare un episodio, perché io non sono mai andata a fare equitazione, non ho mai imparato a cavalcare, però in carcere una volta Francesca ci ha condotto a fare degli esperimenti, no? Tutti assieme, volontari, c'era anche Massimo dell'unità di cinofili, della polizia locale, ricordi, e quindi è toccato anche a me salire poi su un cavallo, era una mamma, quindi molto comprensiva rispetto alla mia ignoranza. E mi ricordo che ero immobile, c'era un Massimo che teneva a terra e io sul cavallo, e a un certo punto Francesca mi ha detto: se tu non sei concentrata, non sai dove andare, lei non si muove. E aveva ragione, perché quando io ho capito dovevamo fare delle specie di percorsi ostacoli, una cosa molto grossa a terra, no? Girare attorno a degli attrezzi. Quando effettivamente mi sono concentrata, quindi è passata la paura, è passata l'emozione, il cavallo è andato, ha fatto il percorso, piccoli percorsi naturalmente, non da olimpionici. E questa cosa è sorprendente, perché lei sentiva i cambiamenti miei sul dorso, probabilmente di cui io non ero assolutamente consapevole. Ci sono animali strepitosi, questa loro capacità di comunicazione, e noi non siamo pronti, non siamo preparati, però hanno veramente molto da insegnarci, guardandoli sulla questa prospettiva. Sì, infatti è l'osservazione quella che io poi anche nei corsi, quando faccio i corsi, quello che cerco di trasmettere è imparare ad osservare il cavallo, che non fa raramente ha un comportamento casuale, ha delle risposte o dei movimenti casuali, perché loro sono sempre sul pezzo. Siamo noi che siamo distratti, ma loro sono sempre sul pezzo e rispondono a noi sempre. Noi invece siamo distratti, quindi quello che cerco di trasmettere non è tanto la tecnica, perché la tecnica poi si impara, anche quella, però questa tecnica che comunque ti porta ad avere un tocco consapevole, tu devi pensare a quello che stai facendo, ma nello stesso tempo il cavallo ti risponde in tempo reale a questo tocco consapevole, è l'osservazione di quello che succede, di quello che senti sotto le dita, perché il cavallo si scalda, oppure tu percepisci dei punti freddi, delle tensioni.
se non sei attento all'ascolto di quello che succede sul cavallo e di quello che tu sei in grado di percepire, allora ti perdi una grossissima fetta. Mentre invece se sei in connessione col cavallo, anche mentre applichi questa tecnica, poi le mani un po' si muovono da sole, ti guidano verso dove c'è più bisogno e tu riesci a proprio entrare in connessione con l'animale e a capirlo, però l'osservazione è fondamentale e noi non siamo educati molto ad osservare, facciamo spesso le cose distrattamente e questo è un grande peccato e ho trovato che la riflessologia, oltre a tutti i benefici classici che porta anche a noi umani quando facciamo la riflessologia plantare, aiuta in questo, ad affinare la sensibilità che si ha nelle mani, ma anche proprio la sensibilità che si ha nel cercare di capire che cosa succede al cavallo che stiamo trattando. E poi è una pratica che è accessibile perché contrariamente ad altre che hanno bisogno di studi approfonditi, questa se la fai cioè la puoi fare anche imparando dove sono le zone e sapendo che in quella zona lì corrisponde all'intestino, quella zona corrisponde al cuore, quella zona corrisponde ai polmoni e tu solo mettendo l'intenzione già arrivi ad entrare in comunicazione con il cavallo e con gli organi che stai toccando in modo riflesso e già questo crea un input, una connessione tra l'umano e il cavallo, una forma di concentrazione, di intenzione, l'intenzione è molto importante e siccome poi tutto il corpo è rappresentato in un piccolo spazio, tu riesci a riportare equilibrio nell'intero organismo dell'animale, ma siccome comunque lavori con le mani e anche il nostro corpo è riflesso nelle mani, perché la riflessologia plantare è vero che ufficialmente e molto più diffusamente si fa sui piedi, ma c'è anche anche nelle mani, c'è anche la riflessologia della mano. Chi non può essere trattato sui piedi è trattato sulle mani, c'è la riflessologia delle orecchie, il nostro corpo è riflesso in tante zone. Nelle mani abbiamo di nuovo anche tutto il corpo e soprattutto nelle dita è rappresentata nei polpastrelli, nella nostra terza falange è rappresentato il cervello. Per cui quando noi lavoriamo, facciamo una pratica della riflessologia sull'animale, stiamo facendo anche della riflessologia su di noi e quindi involontariamente noi ci stiamo trattando il cervello, la testa, quindi anche la sede delle nostre emozioni e vi assicuro che per quanto possa essere faticoso perché si lavora accucciati ai piedi del cavallo, tutte e quattro le zampe e quindi non è proprio così semplice da fare, alla fine sia io ma sia anche gli allievi che ho seguito in questi anni, alla fine non sono stanchi, anzi si sentono rigenerati. Quindi proprio perché noi lavoriamo anche sui nostri riflessi e soprattutto nella parte delle emozioni, perché noi lavoriamo la testa, il cervello, lavoriamo il riflesso del cervello anche nostro quando noi utilizziamo i polpastrelli delle dita per fare riflessologia sui cavalli. Quindi si crea proprio una circolarità fra l'operatore e il cavallo, sia nella relazione sia nel benessere fisico, psichico. Insomma, io la trovo una cosa affascinante. Paola, avviandoci a conclusione. Concordo, questa è una lezione che è proprio per la vita, è importante per la vita, cioè ogni giorno possiamo scoprire cose nuove, dobbiamo soltanto usare i nostri sensi, dobbiamo soprattutto essere elastici, cioè essere aperti al nuovo e immaginare appunto che con gli altri esseri senzienti, che sono gli altri esseri umani, ma anche gli animali, possiamo veramente dare e imparare moltissimo solo con l'osservazione. Fatto questo vuol dire fermarsi un attimo e non correre continuamente, non essere troppo distratti, concentrarsi sulle cose. Quando io sono fissata, lo sapete, col watching, però dico, siamo in primo verde occhi al cielo,
che veramente alzando gli occhi al cielo possiamo vedere un'infinità di mondo attorno, di creature che ci dicono tantissimo e abbiamo sicuramente un beneficio perché siamo costretti a osservare e questo ci fa bene. Ecco, quindi credo che la lezione di Francesca sia anche questa, insomma, imparare a rispettare i tempi che sono poi tempi della natura. Noi spesso li contrastiamo, no? Vogliamo sempre di più, ma di più è già qua, è nel presente. Grazie Francesca. Allora, grazie a entrambe e al piacere di ritrovarci presto. Grazie a voi. Grazie ancora. Francesca, arrivederci a tutti e a tutti. Arrivederci. A presto. Arrivederci, un abbraccio, grazie. Allora, io ringrazio come sempre la nostra Paola D'Amico, veramente una storia molto interessante questa della riflessologia applicata ai cavalli. C'è sempre, è vero, c'è sempre un legame che si crea tra cavallo e cavaliere, questo me l'ha raccontato anche in una puntata del Garage dell'Alfista Francesca Patrese, la ricorderete probabilmente, lei è una veterinaria, è un amazzone, corre appunto, fa i concorsi ippici, frequenta i concorsi ippici e gareggia, ma è anche una pilota e corre con Alfa Romeo. E lei diceva proprio questo, paradossalmente correre con l'automobile è un po' come correre col cavallo, dovete riuscire a entrare in sintonia. Se non c'è questa scintilla, se non c'è questo modo di intendervi, sia il cavallo vero che i cavalli meccanici non rendono come dovrebbero. Comunque, grazie ancora e adesso noi ce ne andiamo in pausa e poi ci sentiamo Yolanda Be Cool and Dick Up, Soul Macossa, Mani del 2016. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
A te la linea, Antonino. Grazie Sveva, era il 1972 quando Manu Dibango incideva a Solmacossa e nel 2016 questo gruppo tedesco l'ha reinterpretata, diciamo, con questo ritmo molto, molto veloce e molto sincopato. Il pezzo originale non era così. Lo batteva spesso Arbore ad alto gradimento. Qualcuno di voi probabilmente si ricorderà il pezzo originale. Le 19 minuti e 52 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Questo è sempre Zoom. Avete visto che cambio di marcia? Hai visto come è andato liscio? Terza, quarta, anzi no, ora stiamo scalando, quarta, terza. Zoom, il drive time in mezzo ai fatti e naturalmente puntata 970, ne mancano 30 per arrivare a 1000, bella gente. E se fatti i debiti calcoli e scongiuri, calendari alla mano, le cose andranno come andranno, il 19 di maggio sarà festa. Per cui, anzi, se vi viene qualche idea per quota 1000, fatecelo sapere, insomma, 340-670-9659, che abbiamo modo e maniera poi di mettere in piedi questa festa. L'ADN Cronos, Garlasco, il consulente del PM, c'è il DNA di Sempio su 2 unghie di Chiara Poggi. Nella relazione del genetista Carlo Previdere, la traccia è perfettamente sovrapponibile con quella presa dalla difesa di Alberto Stasi. Ma adesso qui Parlamento. Qui Parlamento. E allora io do il bentornato all'onorevole Stefano Candiani. Onorevole, intanto grazie del suo tempo e della sua disponibilità. Senta, allora, stasera si è parlato di European Media Freedom Act. È un piacere mio. Ben trovato. Sì, grazie, è un piacere mio essere con voi. Sì, abbiamo questa mattina affrontato la mozione presentata dal PD e sottoscritta dalle altre opposizioni che hanno presentato questo atto per dare mandato al governo di attuare l'European Media Freedom Act e procedere alla riforma della governance RAI. Paradossalmente una cosa che non va d'accordo, ma poi lo approfondiremo più tardi. Tra l'altro fra un'ora c'è la commissione di vigilanza RAI riunita e lì ci riconfronteremo, però è stata una situazione un po' surreale, insomma. Certo, e in particolare, ecco, qual è la cosa più surreale di tutta questa vicenda? Per una ragione molto semplice, perché è surreale per la ragione molto semplice che il governo ha dato, come anche la maggioranza di governo, ovviamente il parere favorevole e ovviamente si andrà ad inserire nella normativa italiana tutti quei precetti e principi che sono contenuti in questo documento di indirizzo europeo per garantire la libertà di espressione e di informazione. Però oggettivamente, se uno sta ad ascoltare il dibattito fatto in aula, sembra che questo sia un paese dove la libertà di informazione è limitata e dove c'è un governo di destra, dove c'è un governo che toglie dai mezzi di informazione i giornalisti sconvenienti e che occupa invece le sedi dei giornali con i propri giornalisti convenienti. Cioè, questo è quello che ha fatto fino all'altro ieri, fino a quando era al governo, la sinistra, ma che oggettivamente è lontano anni luce dal nostro modo di fare e soprattutto dà proprio l'idea che quando si vanno a toccare certi interessi all'interno della RAI si scatenano proprio le pulsioni più sfrenate da parte del PD in particolare, fino ad arrivare poi al paradosso di trovarti una mozione che dice che il governo deve starsene fuori dal rapporto tra la RAI e il sistema di politica, salvo poi la stessa mozione fatta dalla sinistra chiedere al governo di impegnarsi a fare la riforma della governance RAI. Cioè le due cose non vanno d'accordo, ma questo proprio per dire come sono sfasati. Cioè ci siamo trovati con Alleanza Verdi-Sinistra che lamentava la cosiddetta paralisi della commissione di vigilanza RAI, apro una parentesi, che non si sta riunendo perché
nella riunione ad ogni volta all'ordine del giorno c'è l'elezione del Presidente, e con le regole stabilite da Renzi, quindi la PIL nel 2014, per eleggere il Presidente deve avere una maggioranza che supera abbondantemente il 60%, e quindi deve esserci anche l'opposizione. L'opposizione fa di tutto per non accordare il consenso al Presidente indicato dalla maggioranza, e quindi si blocca il tutto. Ma come dicevo, loro lamentano che la Commissione di Vigilanza non riesce a operare, e poi presentano un disegno di legge, che questa mattina in aula poi ho citato e letto, in cui chiedono che conclude con la soppressione della Commissione di Vigilanza perché ritenuta inutile. Cioè proprio una cosa contro l'altra, che non vanno d'accordo, solo con uno scopo, quello di far apparire come vessatoria l'azione politica di governo e la mancanza di libertà in Italia, che francamente la libertà di comunicazione e informazione, cioè basta accendere un canale di qualsiasi, ti trovi con delle trasmissioni che sono tutte schierate a sinistra in una maniera al di là del decente, ma nessuno ovviamente si azzarda ad andare a mettere censura. Sì, appunto. Sa qual è il fatto? Che se non fosse un problema serio del quale stiamo parlando, la cosa farebbe molto ridere, perché sembra davvero il bue che dice cornuto all'asino. Cioè il PD che dice a questo governo di aver occupato la RAI, di aver occupato questo e quello, quando appunto per decenni, esatto, voglio dire, il servizio pubblico è stato evidentemente schierato da una certa parte. Ma è così, ma siamo al paradosso totale, perché cioè all'interno della RAI, e sappiamo tutti i personaggi a cui mi riferirò, cioè non c'è dentro il giornalista che si chiama Giorgetti o Salvini o Candiani o che ne so, Molinari piuttosto che Calderoli, e che hanno i parenti, i cugini che sono stati nella linea politica di no, queste robe qui le hanno fatte loro, le hanno fatte a sinistra. Adesso il meccanismo per la prima volta gli si è rotto, perché ovviamente non essendo al governo non riescono più a dare consecuzio, dare continuità a questa loro occupazione del mezzo di informazione. Si dà un'informazione che consente a ciascuno di farsi un'idea, anche con posizioni contrarie, e loro danno fuori da matto. Cioè, questo è veramente surreale, fino ad arrivare, ripeto, a far credere nella narrazione che il governo non voglia garantire la libertà di stampa e di comunicazione, quando lo stesso governo ha dato tutti i pareri favorevoli nelle commissioni parlamentari a questo atto per la libertà di comunicazione di stampa a livello europeo. Certamente. Onorevole, senta, al di là di questo, quali saranno i suoi prossimi impegni? Allora, più tardi, come dicevo, alle 20:30 è convocata la vigilanza RAI. La Commissione di Vigilanza RAI, non è vero che non può lavorare, cioè la Commissione di Vigilanza RAI si riunisce e darà il proprio parere, quindi darà via libera alle regole di ingaggio che devono essere rispettate dai sistemi di comunicazione pubblici, quindi dalla RAI, per quanto riguarda le campagne referendarie e le prossime elezioni amministrative. Resta irrisolto il problema dell'elezione del Presidente della RAI, che è stato designato dagli azionisti, dal Consiglio di amministrazione, ma deve avere il via libera della Commissione di Vigilanza, con una maggioranza, come dicevo, che supera quella assoluta, quindi oltre la maggioranza di governo. E questo però, anche qui c'è un paradosso, perché l'opposizione ha il dovere, ed è giusto che indichi ciò che per l'opposizione non va bene, lo mette, come si dice, a verbale, dopodiché chi ha la responsabilità di governo, se decide di fare quella scelta, la fa nella piena consapevolezza delle ammonizioni ricevute, ma governa. Ecco, in questo momento invece stiamo assistendo a un'opposizione che strilla e che, utilizzando le stesse regole che hanno stabilito loro quando erano in maggioranza, impedisce alla maggioranza di governare e quindi di poter portare a termine le proprie decisioni, andando a lamentare con questo la paralisi dell'organo appunto di vigilanza della RAI. È un paradosso totale. Io lo continuo a dire che questo modo di fare mette in evidenza solo una cosa: tranquillamente si può vivere anche senza la vigilanza RAI, e quindi questo è un vulnus, perché vuol dire che senza un organo che è dato in appannaggio all'opposizione, ricordo che il presidente della Commissione di Vigilanza RAI è scelto dall'opposizione, tra l'opposizione, e se però continuano a fare così, a questo punto toccherà dare ragione
a quella proposta dei Verdi della sinistra che dice aboliamo la commissione di vigilanza RAI. Paradosso. Paradosso dei paradossi davvero. Secondo lei si può trovare la quadra sull'elezione del presidente della RAI? Sì, se c'è, ripeto, le regole sono quelle, quindi bisogna arrivare ad avere almeno il supporto di una parte dell'opposizione. Però se si parte dal presupposto che vogliono dimostrare che la RAI si blocca, che la vigilanza si blocca e non concedono il loro assenso, cioè per essere chiari, se io posso dire che quella persona non mi piace, se però tu maggioranza continua a indicarla, io piuttosto mi astengo o piuttosto tiro via libera, dopodiché se sbaglia si giudica dal frutto la pianta, non dalle foglie o dal fiore. Ecco, Certo. però la lasci governare ed hai la possibilità di dimostrare la capacità operando. In questo momento l'opposizione sembra più interessata a bloccare la commissione di vigilanza per lamentare ovviamente questa inoperosità piuttosto che a svolgere il proprio ruolo in maniera responsabile e consapevole. Guardate bene che poi c'è anche un tema, che loro continuano a dire che la maggioranza ha problemi perché è divisa. Nella realtà dei fatti la maggioranza si sta muovendo compatta e l'opposizione invece presenta disegni di legge piuttosto che mozioni dove uno dice A e quell'altro scrive B, quindi non trovano tra di loro una posizione comune. Non sono maturi a governare e sono immaturi anche come opposizione. Molto bene. Allora, onorevole, io la ringrazio del suo tempo e insomma avremo modo di tornare su questa cosa. Grazie e buona serata. Mi preparo adesso per andare in vigilanza. A più Bene. tardi, a presto, ciao. Buon lavoro, la saluto. Grazie, altrettanto buona serata. Grazie. Qui Parlamento. Come vedete non ci facciamo mancare niente qua, Zoom alle 19, 13 minuti e 25 secondi. Poi si parla sempre, ma la RAI, hanno occupato la RAI. Chi ha occupato la RAI? Chi? Lo vorremmo sapere. Proviamo a immaginare chi sia stato a occupare la RAI, altro che Telemeloni e tutte queste storielle qua che ci raccontano. Telemeloni. Basta accendere determinate reti del servizio pubblico o buona parte delle trasmissioni del servizio pubblico e i discorsi che si sentono sono sempre quelli e sono sempre quelli dalla stessa parte. Vabbè, vedremo, vi racconteremo anche questo. 0292947222 il telefono da questo momento è aperto, le 19, 14 minuti e 12 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi qui per Zoom, il Drive Time in mezzo ai fatti, puntata numero 970, signore e signori. Ne mancano 30 per arrivare a quota 1000, per arrivare al traguardo del 19 di maggio prossimo. Ordunque, andiamo adesso a dare un'occhiata alle agenzie, andiamo a vedere che cosa succede in questo nostro globo terracqueo, come direbbe qualcuno, perché è importante capire. Vi stavo dicendo appunto della povera Chiara Poggi, l'ADN Cronos, andiamo a vedere cosa batte come notizia di apertura, perché questo è qualcosa, certo ci sarà da capire com'è che questo DNA sia andato a finire sulle unghie di Chiara Poggi. Comunque state a sentire un po' che cosa ha scritto l'ADN. Sui frammenti di 2 unghie di Chiara Poggi c'è un DNA maschile perfettamente sovrapponibile con quello attribuito dalla difesa di Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Garlasco, ad Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, nuovamente indagato per la morte della 26enne. Sono le conclusioni in possesso dell'ADN Cronos del genetista Carlo Previdere, incaricato dalla Procura di Pavia di analizzare la traccia genetica che potrebbe riaprire il caso sul delitto il 13 agosto 2007. Ma abbiamo una telefonata. Pronto, chi è là? Sì, ciao, sono Luca da Colico. Ciao, buona serata. Ciao, quanto tempo, bentornato. Grazie. Senti, non so se ti capita mai di mangiare e dopo ti rimane qualcosa incastrato nei denti, e che è una cosa abbastanza fastidiosa.
Sì. A me mi è rimasto incastrato nei denti in maniera metaforica il cosiddetto Salva Milano. Ah. E mi è rimasto incastrato per due motivi. Il primo, perché per me è incomprensibile, perché lo chiamerei Salvaterga di Giuseppe Sala. Perché per me è incomprensibile come il centrodestra possa sostenere questa soluzione, tra virgolette, cioè di fare una legge per salvare degli abusi edilizi giganteschi, con, tra virgolette, la scusa che bisogna tutelare i poveretti che hanno dato gli acconti per comprare la casa, come faranno. Allora, rispondo subito a questa obiezione, che mi dispiace abbia fatto anche l'onorevole Morelli qualche giorno fa ai vostri microfoni, e cioè, se dei privati hanno comprato da dei malfattori, perché è questo che diciamo che è emerso, hanno dato degli anticipi per comprare delle abitazioni, non è che perché, voglio dire, se tu compri un'auto rubata da uno, non è che se l'hai dato un acconto, allora vabbè te la tieni perché, no, un attimo, l'auto è comunque rubata e quindi questi signori sfortunati faranno causa ai costruttori, perché ti faccio un esempio, in via Stresa, dove da un esistente di 5 piani hanno tirato su 24 piani di immobile senza pagare gli oneri e facendolo passare come ristrutturazione edilizia e non con una nuova costruzione, è un cantiere da 30 milioni di euro, per cui i costruttori che hanno costruito i soldi ce li hanno. I privati che hanno dato degli anticipi faranno causa ai costruttori, si faranno andare dietro i soldi con tutti i danni. Però non vedo perché bisogna fare un provvedimento per sanare questi che sono degli abusi, ripeto, enormi. Perché in Italia, se io con l'APK sposto un metro cubo di terra e non ho chiesto al comune il permesso, non ho detto che lo faccio, rischio una denuncia penale. Per cui immaginate cosa vuol dire costruire a Milano da 5 piani, 19 piani abusivi. Cioè, allora, politicamente questo è una cosa che ammazza la giunta Sala e anche tutte le giunte precedenti di sinistra che non hanno vigilato. Allora, i casi sono due: o il centrodestra non vuole governare Milano, oppure non so darmi nessun'altra spiegazione dal punto di vista politico. Grazie, scusami dello sfogo, No, ma prego, quando ti rimane qualcosa tra i denti dà fastidio. Ti auguro una buona serata e tante buone cose. Ciao, un abbraccio. Grazie a te Luca, un abbraccio. Poco da dire. Effettivamente, diciamo che nelle ultime elezioni il centrodestra non è stato molto fortunato nella scelta dei candidati a Milano. L'ultimo, soprattutto, con tutto il rispetto, il dottor Bernardo, che ahimè non è stato in grado di rappresentare un'alternativa concreta rispetto a Beppe Sala. Poi, ça va sans dire, io credo che il centrodestra voglia governare questa città. Effettivamente tutto ciò lascia abbastanza perplessi. Comunque ci sono delle indagini in corso, vedremo che cosa succederà nei prossimi giorni e nei prossimi mesi, chiaramente. Certo è che Milano, ecco, qui il discorso si allarga a proposito di governo nella città. Io leggo quest'ultima uscita come si dice, del sindaco Sala, che dice no, da ottobre fermiamo le motociclette Euro 0, stringiamo ancora, stringiamo qua, stringiamo là. Ora, è mai possibile che il sindaco di Milano non capisca un fatto elementare? Milano non è solo la città fino al segnale barrato di rosso come da codice della strada, cioè al confine con San Donato Milanese, al confine con Opera e così via. Milano è tutto ciò che è attorno nel raggio almeno di 50 chilometri, e quindi c'è tanta di quella gente che, non potendo permettersi di vivere sui Navigli, non potendo permettersi la ZTL, non potendo permettersi la Tesla, non potendo permettersi niente di tutto questo, ha un'automobile Euro 2, un'automobile Euro 0, ha una motocicletta Euro 0, e con quella, quando soprattutto c'è, come si dice, c'è sciopero, solo con quella può presentarsi al lavoro, perché altrimenti si deve prendere l'ennesimo giorno di riposo quando c'è lo sciopero dei mezzi.
Perché è molto facile dire, ma se volete venire a Milano ci sono i mezzi pubblici. Sì, ci sono i mezzi pubblici quando funzionano. Ora, il 9 di aprile c'è un bello sciopero dei treni, per esempio. Allora, siccome non si può, siccome bisogna essere ragionevoli, non è che tu puoi credere di essere Milano fino ai confini, appunto, segnati dai cartelli stradali. Milano, la grande Milano, è almeno Milano più tutti i paesi nel raggio di 50 chilometri. E allora, se è così, anche io da Castano Primo devo avere il diritto di votare e di decidere se mi va bene o no che ci sia una giunta di sinistra a Milano che fa tutte queste robe ZTL, che mi restringe le corsie a Corso Palestro, là, via Palestro, a Corso Venezia, perché naturalmente a Porta Venezia, perché devono fare la striscia ciclabile. Ho capito. E quelli che devono andare a lavorare che fanno? Io voglio avere il diritto di avere la ragionevolezza di una giunta che, quando c'è lo sciopero dei mezzi, fa cadere e disattiva l'area B e l'area C, no che mi scrive: malgrado lo sciopero sappiate che domani area B e area C saranno in piedi. Perché è osceno tutto questo, perché vuol dire che quello che deve andare a lavorare entra sapendo che non può entrare e si becca il multone. E questo è un controsenso assurdo. È un controsenso assurdo. E meraviglia che nessuno sia intervenuto per porre fine a un controsenso di questo genere che, ripeto, è assurdo, è kafkiano. Quindi ci sarebbe da rivedere non solo il Salva Milano, caro amico, ma molto altro della stessa modalità di scelta della giunta meneghina. Perché, ripeto, non può essere una cosa limitata soltanto agli abitanti della città, visto e considerato che la città in realtà è spalmata tutt'attorno nel raggio di 50 chilometri. Questa è la realtà dei fatti. Perché? Perché gli affitti a Milano sono impossibili. Molto semplicemente. Allora abbiamo il diritto pure noi di votare per il sindaco di Milano. Lo dovremmo avere. Lo dovremmo avere. E allora poi le cose cambierebbero e probabilmente non ci troveremmo davanti a delle decisioni che molto spesso risultano quantomeno opinabili, se non incomprensibili. Va bene, le 19:23, va bene, si cerca di farla andare bene, le 19:23 minuti e 55 secondi, sempre sulle magiche onde di Radio Libertà, qui a Zoom, Antonino Danna al microfono con voi, 0292947222, il telefono è aperto, oppure 340-670-9659, se volete mandarci una bella zappa o WhatsApp, che dir vogliasi. Or dunque, stavamo dicendo delle agenzie, torniamo alla povera Chiara Poggi, vi dicevo, l'ADN Cronos riferisce, perché ha acquisito, insomma, ha potuto, è in possesso appunto delle conclusioni tratte dal genetista Carlo Previdere, incaricato dalla Procura di Pavia di analizzare la traccia genetica che potrebbe riaprire il caso sul delitto del 13 agosto 2007. Quindi sui frammenti di due unghie di Chiara Poggi, dicevamo prima, c'è un DNA maschile perfettamente sovrapponibile con quello attribuito dalla difesa di Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Garlasco, ad Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, nuovamente indagato per la morte della 26enne. Nella sua consulenza di 60 pagine, scrive ancora l'ADN Cronos, l'esperto svela come dall'analisi dei numerosi reperti consegnati dai carabinieri di Milano sono emersi 5 differenti aplotipi Y, cioè DNA, riconducibili a 5 differenti linee maschili. In particolare, le tracce genetiche sono state trovate sul quinto dito della mano destra e sul primo e il quarto della mano sinistra. La comparazione di 4 di questi aplotipi con quelli parziali ricavati dai margini ungueali ha consentito di escludere che i soggetti e tutti i loro parenti correlati in linea paterna maschile siano venuti in contatto con le mani della vittima. Per contro, uno dei 5 aplotipi ottenuti è risultato perfettamente sovrapponibile a quello identificato dalla consulenza di Matteo Fabbri, a cui anni fa la difesa di Stasi si è rivolta per estrarre il DNA di Sempio rubato da un cucchiaino,
una tazzina e una bottiglietta d'acqua. Il risultato è compatibile con la traccia sulla mano destra e sul primo dito della mano sinistra. Escluso invece che la traccia sui frammenti dell'unghia del quarto dito della mano sinistra della vittima sia riferibile al presunto Sempio ad Alberto Stasi. Conclusioni da cui si riparte nell'incidente probatorio in cui si esaminerà, tra gli altri, il DNA prelevato lo scorso 13 marzo a Sempio. La consulenza è datata 5 febbraio 2024, il che indica che le indagini per una riapertura del caso di Garlasco sono iniziate da diversi mesi, anche se la notizia del nuovo indagato è recente. Nel fascicolo della procura, che contiene le relazioni fatte dalla difesa che insinua dubbi sul Sempio e sulla misura delle impronte insanguinate lasciate sulle scarpe del pavimento di Casa Poggi, c'è anche l'elenco dei reperti su cui la procura chiede approfondimenti genetici. E in una riga c'è anche il riferimento anticipato dalla provincia pavese di alcuni sequestri di spazzatura compiuti nel novembre del 23 davanti a casa di una parente di Sempio, fuori dall'abitazione dell'indagato e davanti al negozio in cui lavora. Tra gli oggetti che saranno a disposizione di consulenti e perito per l'incidente probatorio ci sono 4 mozziconi di sigarette, 4 fazzoletti di carta e uno stuzzicadenti. Alla fine del 23 risultano prelevate anche le impronte di Andrea Sempio sulla maniglia e la portiera della sua auto. Che tipo di accertamento sia stato compiuto non è chiaro. Questo è quello che scrive l'ADN Kronos a proposito dei risultati come si dice, dei risultati di queste analisi, insomma. Vediamo un po' che cosa succede. E naturalmente, chissà, vedremo che cosa succederà. C'è da dire che la famiglia Poggi, soprattutto il papà di Chiara, ha parlato nei giorni scorsi con i giornali e in particolare direi proprio di sì, cioè lui ha detto: secondo noi la situazione è chiusa, c'è un condannato e Alberto Stasi finita lì. Lui faceva l'esempio addirittura, dice, la gente ci diceva speriamo che arrivi la verità, speriamo che arrivi, che troviamo la verità, ma la verità, dicono appunto i genitori di Chiara Poggi, per noi è già stata trovata a suo tempo dalla magistratura. Vedremo, più di questo non possiamo fare altro. Anche qua vedrete che ci sarà al solito questa battaglia di consulenze, ci sarà questa valutazione di consulenze e su questo si deciderà che cosa fare. Questo è il mondo nel quale le indagini sono diventate, diciamo così, anche tecnologiche, ci si affida molto alle perizie, ci si affida molto a questo, è cambiato anche il modo di fare l'investigatore, se vogliamo, è cambiato anche questo. Una volta era diciamo così più artigianale ed era completamente diverso. Le 19, 29 minuti e 46 secondi, sapete che facciamo? Ce ne andiamo in pausa e ci sentiamo i Good Boys con Bongo Cia 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 del 2021 e poi torniamo per l'ultima parte di questa trasmissione.
A te la linea, Antonino. Grazie Sveva, quello che dicono laggiù forse è fantasia o poco più, chi lo sa, erano i Good Boys con Bongo Cia 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 del 2021, tra l'altro remix di un pezzo del 1959 che si intitola allo stesso modo Bongo Cia Cia Cia. Or dunque, le 19:32 minuti e 20 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Abbiamo aperto la nostra trasmissione con la povera Ilaria Sula, trovata morta in una valigia, confessa l'ex, uccisa mentre i genitori erano in casa. E proprio per questo i ragazzi, gli studenti in Italia si stanno preparando domani a fare 1 minuto di rumore nelle scuole contro i femminicidi. Mi scrive la nostra Anna Maria De Luca, la preside pittrice, che tra l'altro da domani sarà nostra gradita ospite ogni giovedì e parleremo di scuola. Mi scrive che nel suo liceo, il Montessori di Roma, i suoi ragazzi lo faranno con le chiavi, questo minuto di rumore contro i femminicidi. E aggiungerei anche un'altra cosa: il rumore ci vuole perché è il silenzio quello che ingrassa i mostri, quindi a maggior ragione andrà bene anche questo, andrà bene fare rumore anche così. Vi stavo dicendo, scrive sempre l'ADN Cronos a proposito della povera Ilaria Sula, l'ex fidanzato di Ilaria Sula, fermato per l'omicidio della 22enne scomparsa a Roma da una settimana, ha confessato oggi 2 aprile dopo il ritrovamento del corpo della ragazza. Il cadavere della giovane scomparsa lo scorso 25 maggio a San Lorenzo a Roma è stato ritrovato in un'area boschiva in fondo a un dirupo nei pressi del comune di Poli, all'interno di un valigione. Il fidanzato 23enne, il filippino Mark Anthony Sampson, è stato sottoposto a fermo e ha confessato raccontando agli investigatori dove si trovava il corpo. Il ragazzo, studente universitario come la vittima, nel corso dell'interrogatorio davanti al PM non ha risposto ad alcune domande, ma ha spiegato di aver caricato il cadavere in macchina, abbandonandolo poi in un dirupo chiuso in una valigia, e di aver gettato il telefono in un tombino nel quartiere Montesacro e il coltello usato per l'omicidio in un cassonetto. Sarebbe stata anche l'analisi dei tabulati e delle celle telefoniche a incastrare il ragazzo. Il 23enne, secondo quanto s'apprende, avrebbe utilizzato il telefono della giovane per postare storie sul suo profilo social. Le accuse sono di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Ilaria è stata uccisa con diverse coltellate. Il delitto, a quanto s'apprende, sarebbe avvenuto nell'appartamento nel quartiere africano a Roma, in via Homs, dove il ragazzo abita con la famiglia, mentre i genitori di lui erano in casa. Genitori che non risultano al momento indagati. L'appartamento è stato posto sotto sequestro. Sia il telefono che l'arma non sono stati ancora trovati. Secondo quanto emerso, la vittima e il ragazzo avevano avuto una breve relazione durata circa 2 mesi. Ora le indagini coordinate dalla Procura di Roma vanno avanti per ricostruire cosa sia avvenuto dalla sera della scomparsa della giovane al delitto avvenuto nell'appartamento nel quartiere africano fino a stanotte, quando il giovane, dopo la confessione, ha fatto ritrovare il corpo. Il padre di Ilaria, Samson, mi ha detto che era dispiaciuto. Così Flamur Sula, il padre di Ilaria, in un'intervista a Chi l'ha visto. L'ultima volta che abbiamo sentito Ilaria era martedì e ci ha detto che sarebbe tornata sabato a casa. Lei vive con le amiche a Roma, dove frequenta l'università. Quella è stata l'ultima telefonata. Dopo quel sabato abbiamo ricevuto dei messaggi sul suo cellulare. Era come se fosse stata mia figlia che scriveva: ciao pa, non ti preoccupare, sto bene, mi sono allontanata con un ragazzo e una ragazza, torno a Terni tra 1 mese. E poi mi ripeteva: non ti preoccupare, sto bene. Questa cosa ci ha insospettito. Se era davvero mia figlia mi chiamava. Sabato siamo andati a fare la denuncia di scomparsa, poi domenica abbiamo incontrato in questura il ragazzo di mia figlia. Non sapevamo che si erano lasciati. Ci ha detto che gli dispiaceva tanto, che era preoccupato per la scomparsa. Sembrava tranquillo, mi ha anche dato un abbraccio. Il resto dell'intervista al padre di Ilaria Sula sarà trasmesso stasera nel corso della puntata della trasmissione Rai Chi l'ha visto. Sono rimasto colpito, è una cosa bruttissima e triste, inimmaginabile per certi versi. È un ragazzo gentile, educato, che viveva qui con i genitori, mai una parola fuori posto.
Non avrei mai immaginato una cosa del genere, ha raccontato Giovanni Spanò, dentista che lavora nello studio che si trova accanto all'appartamento di Mark Anthony Sampson. Una famiglia seria, lavoratrice, coi piedi per terra, ha aggiunto. Lui l'ho incontrato lunedì scorso, era sorridente, ma ha salutato, non ho notato nulla di particolare. Così la DN Kronos sul caso della povera Ilaria Sula. Veramente non ci sono parole. Davvero è difficile trovare parole davanti a queste cose. E soprattutto è la banalità del male. Sì, c'aveva ragione Hannah Arendt quando diceva questa cosa. La banalità del male, perché dice, ma era un bravo ragazzo, ma l'ho incontrato, sorrideva, E questa è la banalità del male. Poi uno così, nel frattempo, aveva ammazzato e fatto a pezzi la sua ex ragazza. Uno così. Che problema c'è? Del resto anche Hitler diceva buongiorno alla gente ogni tanto, quindi non è che... O diceva passami il sale, per favore, quindi voglio dire. La banalità del male è tutta qua. Comunque, anche qui i magistrati avranno il loro lavoro. Per quanto riguarda la povera Sara Campanella, morta a Messina, anche qua, sempre dalla DN Kronos, Argentino ha confessato i fatti, appunto questo Stefano Argentino, questo 26enne che è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso la studentessa 22enne Sara Campanella, davanti al PM ha confermato di averla uccisa. Argentino ha confermato i fatti senza scendere nei particolari, ha risposto ad alcune domande, ha confermato l'avvocato Raffaele Leone, legale del ragazzo. Sulle motivazioni del gesto non ha detto nulla, fa sapere l'avvocato. Durante l'interrogatorio Argentino era lucido ma frastornato da tutta la vicenda. Alla domanda sul perché lunedì avesse raggiunto Sara Campanella, l'avvocato ha replicato: voleva il classico chiarimento, voleva parlare con lei. Durante l'interrogatorio tornava spesso sul rapporto con Sara, anche quando non gli veniva posta la domanda. Per esempio, quando gli hanno chiesto le motivazioni del gesto, ha cominciato a raccontare che aveva un interesse per Sara. Ritiene che Sara avesse un interesse per lui, ma questa cosa non si era mai finalizzata. La mia valutazione è che si tratti del classico femminicidio, ha affermato l'avvocato difensore. Argentino si è reso conto di quello che ha fatto, dice Leone. Infatti è in uno stato di profonda prostrazione. Alla domanda se si è mostrato pentito, l'avvocato ha detto pentito è una parola grossa. Durante l'interrogatorio di garanzia, Argentino non ha voluto dire agli investigatori se ha avuto complici nella fuga. Sono due tragedie, una immensa e irreparabile, quella di Sara Campanella, alla cui famiglia va il nostro pensiero, e un'altra famiglia che si trova in questa situazione difficile, aggiunge Leone. L'avvocato Raffaele Leone ha quindi annunciato la rinuncia all'incarico di difesa di Argentino. Lascio il mio incarico solo perché sono un avvocato civilista, ha spiegato, non per altri motivi. Anche qua la macchina della giustizia naturalmente farà il suo corso. Chiudiamo con una cosa un po' più leggera a proposito di Elon Musk. Vi dicevo sempre l'ADN. Elon Musk lascia e torna agli affari a 2 mesi e mezzo dall'insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca e dal suo arrivo a capo del Dipartimento per l'Efficienza Governativa, DOGE. Il presidente americano ha rivelato alla sua cerchia di consiglieri più ristretti, tra cui membri del suo gabinetto, che il CEO di X e Tesla nelle prossime settimane farà un passo indietro rispetto al suo ruolo di super consigliere di Trump e onnipresente cheerleader dell'amministrazione, rivela Politico. Secondo fonti interne, 3 fonti interne alla cerchia del presidente citate dal sito, Trump è soddisfatto di Musk e del lavoro del suo dipartimento, ma entrambi avrebbero deciso negli ultimi giorni che sarà presto il momento per il miliardario di tornare agli affari e assumere un ruolo di supporto. Secondo un funzionario di alto grado dell'amministrazione USA, Musk manterrà probabilmente un ruolo informale con l'incarico di consigliere e continuerà ad essere un volto occasionale intorno alla Casa Bianca. Chi pensa scomparirà dall'orbita di Trump inganna se stesso, ha messo in guardia un altro funzionario.
Secondo le fonti di Politico, la svolta corrisponderà con la fine dell'incarico di Musk da dipendente speciale del governo, una condizione che gli ha risparmiato, almeno temporaneamente, alcune norme tra etica e conflitto di interessi. E i 130 giorni dovrebbero concludersi tra fine maggio e inizio giugno. Che cosa ha detto Trump? Penso che Elon sia fantastico, ma credo anche che abbia una grande azienda da portare avanti e a un certo punto tornerà al business. Vuole tornare agli affari, quanto a lungo lo tratterrò? Finché sarà possibile, ha detto Trump 2 giorni fa. È una persona di grande talento, io adoro le persone molto intelligenti e lui lo è. Col Doge abbiamo scoperto truffe e sprechi per cifre incredibili, 400-500 miliardi di dollari. Arriveremo a $1 trilione. Hanno fatto un lavoro enorme. Elon è un patriota americano, è terribile il trattamento che gli è stato riservato con gli attacchi alla Tesla. Lui ha fatto un lavoro incredibile per il paese, ha aggiunto. Con questo chiudiamo il nostro excursus tra le agenzie. Stasera alle 22 ora italiana il presidente Trump annuncerà i dazi contro l'Europa, quindi molto probabilmente comincerà la guerra commerciale su entrambi i lati dell'Atlantico. Ça va sans dire che ancora una volta viene ribadito che il presidente è pronto in ogni caso a ricevere qualunque telefonata nella quale si parli di trattativa e di eventuali accordi commerciali. Vedremo anche qua gli sviluppi di questa vicenda, sarà una nottata credo molto interessante. Noi ci avviamo così alla conclusione della nostra trasmissione, ci diamo appuntamento domani per le 18.05 trattabili. Domani sarà una puntata nella quale appunto parleremo di PNRR, ne parleremo con la professoressa Barbara Boschetti, che è ordinaria di diritto amministrativo presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e guida l'osservatorio PNRR dell'Università Cattolica, quindi sentirete che cosa ha da dire in proposito all'uso che viene fatto di questi soldi e agli sviluppi potenziali di questo PNRR. E poi avremo appunto, si parlerà di scuola con Anna Maria De Luca e in particolare si parlerà dei precari, si parlerà di concorsi, si parlerà dell'azione del ministro Valditara, maturità e molto 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 altro ancora. Io ringrazio tutti voi per averci seguito, ci salutiamo con gli Schiantos. Sono un ribelle, mamma, del 1987 e che dire di più, che malgrado tutto, e stasera effettivamente non è stata una puntata lieta, malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Basta crederci e basta volerlo. Grazie per essere stati con noi. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera.
Avete ascoltato